secondo minuto di gioco e per le tifoserie questo è il vero derby. Più di 10.000 spettatori per la sfida tra Vicenza e Verona, 1.300 tagliandi andati esauriti in pochi minuti, quelli per i sostenitori giallo-blu. Il Vicenza, dopo il ripescaggio, ha avuto un buon inizio di stagione, 4 punti in 3 partite, ma la squadra ha costruita l'ultimo ancora da assestare, un 3-5-2 lo schema tattico scelto da Breda, con Pinsoglio in porta, Martinelli, Pisano e Brighenti in difesa, Mustacchio, Pinardi, Castiglia, Misuraca e Gianni nel foldo centrocampo, Plasmati e il bomber Malongà in avanti. Andrea Mandorlini, ex con il dente avvelenato, risponde con il 4-3-3, Rafael in porta, abbatte Moras, Maietta e Cacciatore nella linea difensiva 4, Laner, Giorginio e Martigno a centrocampo, Gomez, Caccia e Rivas in attacco, arbitra Palazzino, Di Ciampino, assistenti Tasso e Melloni. A Vicenza è una splendida giornata per giocare a calcio, il cielo azzurro, la temperatura attorno ai 23 gradi, il terreno di gioco tutto sommato in buone condizioni. Studio 0-0 tra Ascoli e Spezia. Vicenza. Il gol di Malongà al 9° minuto, una grande discesa di Malongà che ha saltato un paio di avversari e poi si è centrato, ha messo un destro sull'angolino basso alla destra di Rafael, imparabile per il portiere, però la difesa del Verona in questo caso non è sembrata molto sicura, ha lasciato andare via il bomber del Vicenza che si è centrato e dal limite ha messo dentro il Vicenza. Un buon inizio partita del Vicenza, il Verona costretto in difesa e dopo una ammonizione a Cacciatore per una trattenuta al limite su Misuraca c'era stata in precedenza anche la punizione di Gianni deviata. Leonardo il pareggio, scusami, al 14° il pareggio del Verona, in gol Caccia. Vicenza 1, Verona 1. A te. E a Vicenza al 15° e siamo già 1-1 tra Vicenza e Verona. Il primo gol al 9° minuto del francese Malongà, e un gran inizio di campionato per l'ex del Cesena, 4 reti in 3 partite, ma immediata la reazione del Verona, un tentativo di ripartenza sbagliato da Misuraca che si è fatto rubar palla sulla tre quarti da Laner, l'apertura a destra del centrocampista per Caccia, solo in area il diagonale imparabile per Pinsoglio e quindi siamo già sull'1-1, un grande inizio di partita con il Vicenza con la tradizionale tenuta a strisce verticali biancorosse e pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale del Romeo Menti. Il Verona invece tutto in blu con bordi e numeri gialli, la terna arbitrale con divisa giallo fosforescente. Siamo al 16° minuto, Vicenza 1, Verona 1, linea Terni. Vertice sinistro dell'area dello Spezia. Il 2-1 del Verona in vantaggio ancora con Caccia, 47° secondo minuto di recupero, Vicenza 1, Verona 2. A te. E a Vicenza il Verona è di nuovo in vantaggio al 47° della ripresa, in gol ancora Caccia, doppietta personale per lui, ma un gol generato ancora una volta da un errore della difesa del Vicenza che ha perso palla al limite dell'area, ha regalato palla a Gomez, il tiro di Gomez, la parata di Pinsoglio, però il pallone è finito proprio tra i piedi di Caccia, con il sinistro da 2 metri ha messo dentro e così il Verona è di nuovo in vantaggio. Da ricordare però poco prima, un minuto prima, che il Vicenza ha fallito l'occasione per il vantaggio, un cross da sinistra di Gianni, colpo di testa di Plasmati a centro dell'area piccola, botta sicura, grandissima, davvero grandissima la risposta del portiere brasiliano del Verona Rafael, e come spesso succede nel calcio a gol fallito il Verona è andato in vantaggio. 47 minuti e 15, è finito anche il secondo minuto di recupero, Vicenza 1, Verona 2, linea Terni. Il 9° minuto, ricordiamo il risultato a beneficio di rigore, scusami, un rigore per il Vicenza. Chiederò la linea quando tutto sarà. Scusami Russo, un momento, Livorno, c'è un rigore per il Vicenza, dunque sentiamo Zennaro. Sì, un rigore per il Vicenza, è finito a terra in area, mi è perso Mustacchio e l'arbitro ha indicato subito il dischetto del rigore, un intervento fuori tempo di un difensore del Verona, di Maietta, e mi sembra giusta la decisione dell'arbitro. Richiederò la linea quando tutto sarà pronto. Torniamo a Livorno allora. D'accordo, per segnalare che mentre ci chiedeva la linea il nostro collega c'è stato un palo da parte dell'Empoli. Scusami, ancora Russo, è pronto Pinardi, il tiro, la parata del portiere, il pallone finisce dentro, il pareggio del Vicenza, Pinardi. Invece il risultato, ripeto, a beneficio. Un momento, Russo, momento, aveva chiesto la linea Vicenza, dunque Zennaro, ripetiamo quello che è successo. Sì, è successo che Pinardi ha calciato con il destro, l'ha toccata il portiere Rafael, il pallone è rimasto sulla linea e poi
lentamente entrato in porta, quindi il Vicenza ha pareggiato, Vicenza 2, Verona 2 all'11° della ripresa. Livorno. Addirittura Verona di nuovo in vantaggio, 20° minuto, Maietta, Vicenza 2, Verona 3. A Vicenza siamo al 24°, il Verona è tornato in vantaggio, il risultato è Vicenza 2, Verona 3, il gol al 20°, uno schema su punizione, Alfredson ha toccato per Giorginio che ha messo un pallone morbido basso in mezzo all'area e c'è stato un tocco di Cacia e poi dietro a tutti è spuntato Maietta che ha messo in porta. Da segnalare le proteste del Vicenza, forse per la posizione irregolare di Maietta dopo il tocco di Cacia, fuori gioco che però se c'era era davvero millimetrico e sarebbe stato molto difficile per la terra arbitrale vederlo. Comunque al 24° minuto il Vicenza è sotto di un gol con il Verona in vantaggio per 3-2 la linea Terni. E qui siamo nel secondo dei 4 minuti di recupero, il risultato è Vicenza 2, Verona 3, il Vicenza molto stanco ma continua a sportarsi generosamente in attacco, ancora il Vicenza, un traversone pericolosissimo, l'uscita con i pugni di Rafael che subisce anche una carica, l'arbitro ferma il gioco. Dicevo, il Vicenza continua generosamente a portarsi in avanti, il Verona mantiene costantemente 9 uomini sotto la linea della palla, controlla il risultato e poi cerca di ripartire in contropiede. Il pressing dei vicentini che recuperano palla, riparte il Vicenza, ultima azione, siamo oltre 49 minuti e mezzo e fischia l'arbitro, finisce così il derby tra Vicenza e Verona, è finito con la vittoria del Verona per 3-2. Studio